Carissimo Marco, oggi ho una sorpresina per te perché ti anticipo che alla fine di quello che dirò, ovviamente superiore ai 4 minuti, dirò una cosa che dovresti sentire, quindi sarai costretto a vedermi tutto. È chiaro? Sono stato chiaro? Com'è oggi il tempo dalle tue parti? Presumo identico al nostro. Ho preso una grande decisione, non parlerò mai più del coronavirus, perché ormai a parlarne sono in tanti, tutti ne parlano, a torto o a ragione, con dati alla mano, con inesattezze, con tanti paradossi comunicativi, per cui preferisco ricominciare o cominciare a parlare di tutto quello che secondo me è molto più importante del coronavirus, che è soltanto la cartina di tornasole di un'epoca particolarissima che stiamo vivendo, dove non possiamo negarlo, i diritti costituzionali vanno a farsi friggere. Dove stiamo andando, verso cosa stiamo andando e dove stiamo andando certamente è qualcosa che viene da lontano, non soltanto in chiave di spazio ma anche di tempo. Ma questo lascio a voi la risposta, le soluzioni e quant'altro. Siccome io sono esperto di RAI perché ci ho lavorato, volevo parlarvi un pochino del RAI oggi. Che cos'è questa RAI? Cos'è che stabilisce le trasmissioni che vanno in onda? Chi è che le decide? Con quali criteri? Mi ricordo tantissimi anni fa che si facevano i planning, che praticamente altra parola non italiana per dire soltanto che ci si riuniva, ma perché planning, signori? Ci stanno inglesizzando, infrancesando, bidet, gilet, croissant. Questi planning dovevano decidere le modalità di costruzione di un progetto. In questo caso stiamo parlando di una trasmissione di varietà, di cui l'autore e regista ero, guarda un po', proprio io. E mi ritrovai a una tavola enorme dove c'erano sociologhi, antropologi, psicologi, e non so quante altre specialità, veramente era impressionante, e si discuteva su come dovesse essere la struttura della trasmissione. Ma la cosa interessante è che tutti quelli che partecipavano a questo meeting non sapevano proprio cosa sia una ripresa, cosa sia una dimensione interpretativa, non ne sapevano nulla, perché già da molto tempo sembrava che non avesse nessuna importanza la qualifica professionale rispetto a una professionalità, ma che fosse molto più importante l'onnicomprensione scientifica, sociologica e antropologica su una realtà che in questo caso, signori, parlavamo di una trasmissione di varietà. Come al solito io dopo un quarto d'ora avevo già fatto la scaletta di tutto, la presentai e mi diedero un buffetto e mi disse dai, ci rivediamo fra 6 mesi. È una trasmissione dove dentro c'era, vi dico uno che certamente ancora conoscete bene, Leo Gullotta, e attori di calibro, persone insomma che avevano una certa risonanza mediatica. Ma questo per dire che in Italia, non posso negarlo proprio per la mia esperienza diretta, si mette la persona sbagliata al posto sbagliato. Io mi ricordo che in un ciclo di conferenze per la presentazione del mio libro in tutta Italia, a Piacenza c'era l'assessore alla cultura che dimostrò una onestà intellettuale perché aveva letto il mio libro, gli era piaciuto moltissimo, mami, papi, mi disse, vede, io mi hanno fatto assessore alla cultura, ma io sono un ragioniere
e mi sono chiesto come mai sono diventato assessore alla cultura, per cui io non mi sento degno di rappresentare questo consesso culturale. Eh sì, proprio questo è successo in Rai. Perché la gente non si chiede chi decide le trasmissioni? Sapete che a livello autoriale c'è un ruba-ruba assolutamente spaventoso. Mi ricordo che negli anni 90 io scrissi un format televisivo, si chiamano così, praticamente è un piccolo progetto dove spieghi in sintesi che cosa vuoi fare, si chiamano format e questi format sono in mano, guarda caso, come tutto ormai nel mondo, a delle multinazionali che determinano chi deve lavorare e chi no. E io scrissi una cosa che si chiamava The VIP Brothers, il grande fratello, e depositai in SIAE, perché si depositavano in SIAE, la società che tutela gli autori, dovrebbe essere così, mentre invece quello serve per andare a curiosare chi può le idee, anche perché a livello di diritto d'autore ci sono delle leggi da morire da ridere. Infatti se io faccio Fratelli d'Italia, lì sapete che fino a 7 battute non è una copia? L'ho resa evidente declamando Fratelli d'Italia, ma basta che io faccio i sorci, sonde, sì, capite? Cioè non c'è in realtà una difesa del diritto d'autore, ne so qualcosa. Quindi The Brothers lo depositai in SIAE, erano anni che lo facevo, mi arrivò una lettera, ho tutto documentato, dove la SIAE mi diceva abbiamo preso l'esame il suo format televisivo e non è conforme, quindi l'abbiamo cestinato. Io prestai poca attenzione, conoscendo insomma quali fossero i miei interlocutori, e dissi: ma dai, sì, ma lasciamoli stare. Solo che un mese dopo, su tutti i giornali, Canale 5 specialmente, l'annuncio, idea geniale di Canale 5, Il Grande Fratello. Lì ebbi una scossina, per cui mandai una lettera da un mio avvocato dicendo il format del signor che sono io, Luciano Capponi, è assolutamente confacente, quindi vi preghiamo di riprenderlo in considerazione. Stupito, dopo una settimana mi arrivò un telegramma della SIAE che mi disse: è vero, abbiamo letto bene, il format è confacente. E a quel punto io mi chiesi: che succederà adesso? Semplice. Dopo 10 giorni Canale 5 annunciò che bisognava rimandare Il Grande Fratello perché i VIP che avevano contattato erano guarda caso tutti impegnati. Questo è il mondo che io ho conosciuto, il mondo del diritto d'autore cestinato. Posso garantirvi che io ho fatto una trasmissione che ha anticipato indietro tutta di Arbore di 10 anni e poi vederla realizzata in qualche modo ti crea dei movimenti interinali, però questa è stata una grande lezione di vita per me. E quindi tornando nei corridoi del Rai, dove io ho conosciuto tutti, no, ma tanti, io ho conosciuto Santoro quando era un accompagnatore silenzioso e pieno di livore che criticava aspramente le mie cose, perché all'epoca io facevo delle fiction, le prime in Italia, insieme a Pasquale Squitieri e a Gianfranco Zeffirelli. E c'ero io, sì, in una trasmissione importante della Rai. E questo, conoscere Santoro come si muoveva, non mi stupì poi dopo lo spazio mediatico che ha raggiunto. Io mi ricordo sempre in anni 80, una cosa del genere, che un capo struttura, che all'epoca era una persona importante nella Rai, mi chiese di visionare un ragazzo che era sponsorizzato fortemente dalla sinistra, però voglio dire poteva essere il centro, la destra, l'obliquo, però era la sinistra che si stava impossessando un po' di tutti i canali di informazione.
e dice te lo porti dietro un po' con la troupe e mi dici che ne pensi. E io che sono molto onesto, ho dovuto verificare che questo, se avesse fatto il garzone di bottega di un macellaio, avrebbe creato dei problemi e glielo dissi. Dopo una settimana fu assunto. E io anche una cosa che mi fa piacere ricordare, sempre questo capo struttura mi disse guarda questo videotape, all'epoca si chiamavano così i nastri, erano pesanti, andavano lenti. Dice un gruppo musicale, dimmi che ne pensi. E pensate un po', io ce l'ho ancora questo nastro, erano Elio e le storie tese e rimasi allibito vedendo la pazzia, veramente lo sconvolgimento di tutte le metodiche musicali, erano veramente 4-5 pazzi, ma a me piacquero perché era un'inversione di tendenza e glielo dissi. E lui disse, vabbè, allora me le guardo. Lui le guardò e mi disse, Luciano, ma che stai dicendo? Questi sono pazzi. E poi Elio e le storie tese hanno fatto parte della storia. Perché vi racconto tutto questo? Perché sono documentato rispetto a quello che dico, perché certe cose le ho vissute, la trasformazione dell'Italia in questi 50 anni io l'ho vissuta. Potrei raccontarvene di cose. Quindi, tornando, centralizzando il problema alla RAI, la gente non sa come vengono realizzate le trasmissioni, perché vengono realizzate, perché quel personaggio ha la prima fila e quell'altro no. Cioè, guardate, posso garantirvi che non c'è niente di meritocratico in quello che vedete e che la scelta della qualità delle trasmissioni non è in mano ad esperti del settore, a persone coscienziose che hanno una gavetta, che hanno un'esperienza, che hanno un mestiere, ma persone che sono state messe lì perché magari qualcuno ha pensato che stanno bene lì, che servono lì. Capite che ci sono cose molto più importanti del coronavirus. Io oggi un piccolo squarcio della storia italiana ve l'ho raccontata perché l'ho vissuta sulla mia pelle. Non sono stanco della quarantena né impazzito perché qualcuno che ha visto ieri le mie esacerbazioni, questo è un neologismo, vuol dire esagerazioni, erano volute, cari amici. Io non sono né fuori di testa né distrutto dalla quarantena, perché ripeto, quale grande occasione questo coronavirus per riflettere. Ed eccoci arrivati a un fatto importante, il debito pubblico, sì, questa è una cosina. Ma voi pensate alla differenza che c'è fra l'Italia e la Germania? La Germania non sa neanche cosa sia il mare, ma la Germania ce l'ha il Colosseo, l'arco di Costantino, tutte le meraviglie storiche, architettoniche che ha l'Italia, il tesoro dell'Italia. Soltanto se vendessimo il Colosseo, oppure dessimo, non ricordo, in prestito, quanto vale? Non avremmo risanato il debito pubblico solo con la vendita o la concessione per 30 anni alla Germania. E dove vanno a fare il bagno i tedeschi se chiudiamo le frontiere? E il turismo? Qui la stiamo uccidendo l'Italia, no? E adesso finalmente una parolina sui 5 Stelle che sono passati più volte a casa mia. Cari 5 Stelle, vi siete fatti assorbire, pensateci, avete deluso milioni di persone che hanno votato per voi. Che fine avete fatto? Tutte le promesse non mantenute. Vedete, date una divisa a un uomo, io mi ricordo sotto le armi il caporale che prima di essere tale criticava i caporali con un solo baffo, si chiamano così, uno, nero, da caporale, cosa non faceva la truppa perché aveva il potere. Stiamo attenti e adesso, caro Marco, una goccia di umanità. Volevo ricordarti, tu sei un imprenditore, bravo, umano,
intelligente, sensibile. Io non sono un imprenditore, sono un creativo e la vita ci ha fatto incontrare e abbiamo condiviso un sogno che tante situazioni, tante realtà contrarie, tra cui questo stop, ci sta impedendo di realizzarlo. Ma quello che volevo dirti, ti ricordi quella passeggiata quando stavamo vedendo quella terra a Monterosi, che tu mi hai messo il braccio sulle spalle e quei 20 metri fatti insieme suggellavano che cosa? Un'amicizia profonda, qualcosa che non può essere dimenticato, né alcun oscurantismo può negare. Ecco, quella goccia colorata, reale, di umanità, di condivisione, è una grande fortuna poterla ricordare sulla terra, ricordare a tutti cosa significhi condividere. Buona giornata, a domani.